Sì, buon pomeriggio a tutti. Sono Paola Ricchiuti, sono responsabile della progettazione della cooperativa Itaca e come Michele anch'io vi fornirei qualche dato di contesto della realtà da cui provengo. È una cooperativa di tipo A, che quindi si occupa di servizi socioassistenziali, educativi, riabilitativi, fatturato circa 48 milioni, quindi vedete abbiamo delle dimensioni che già spaventano. La committenza, circa 1000 committenti, di cui 100 enti pubblici, che però rappresentano il 90% del fatturato, come si diceva stamattina, una grossa dipendenza dal patrimonio pubblico. Gli utenti fruitori dei servizi, circa 6.500 gli utenti individuali e 25.000 collettivi, quindi abbiamo preso in carico, perché nella rendicontazione sociale contiamo tutto, e quindi abbiamo contato anche tutti gli utenti dei centri estivi, piuttosto che dei progetti giovani, quindi il numero è un numero abbastanza importante, ma per questa ragione. In termini di attività, appunto, 60% in servizi residenziali e semiresidenziali, il 40% in servizi territoriali. Siamo presenti in Regione Friuli prevalentemente, ma appunto le dimensioni fanno sì, la Regione Friuli è una regione piccola di 1.200.000 abitanti, e quindi siamo nel vicino Veneto, nelle province di Treviso, Venezia e Belluno, e ci siamo spinti anche nella provincia di Milano e Brescia. Abbiamo 2 grossi appalti, uno a Milano e uno a Brescia, e in Alto Adige, per una ragione anche storica, nel senso che ci avevano chiamato. No. Ecco, i numeri del personale. Noi abbiamo 2.000 lavoratori, di cui circa 1.200 soci. In termini di profili professionali, operatori socioassistenziali, quindi OS, educatori e infermieri, logopedisti, fisioterapisti e qualche medico, e abbiamo una presenza femminile superiore all'80%. 40 anni, e poi ho messo questo dato, circa 130 maternità l'anno, che comunque è un dato significativo. Quindi siamo una cooperativa grande e a maggior ragione quindi il tentativo è quello di investire tanto nelle politiche del personale, e quindi il capitale umano chiaramente è una risorsa fondamentale, strategica, e lo è ancora di più in una cooperativa di lavoro che è nata per soddisfare la crescita umana dei propri soci lavoratori. Quindi per noi occuparci di welfare aziendale, di pari opportunità, di conciliazione di tempo di lavoro e tempo di vita, significa occuparci di organizzazione del lavoro, significa occuparci di governance dell'impresa, dei nuovi bisogni, e sono tutti elementi che hanno a che fare sì con la qualità e la produttività, ma anche con una maggiore aderenza a quelli che sono i valori propri della cooperazione, quindi l'equità, la partecipazione e i diritti delle persone. Questo era per... Quindi trovati un lavoro per poterti permettere una vita, ma poi spendi tutto il tuo tempo al lavoro e finisci senza tempo per vivere la vita per cui lavori. Domande? Ecco, questo è. E quindi il tentativo di dare dignità alle persone, in particolar modo direi per tentare di accorciare quella tensione che rende debole il potenziale femminile, perché ripeto siamo superiori all'80% della presenza femminile come in molte cooperative sociali. Questa è uno sforzo che noi abbiamo 27 anni di storia, quindi insomma più o meno ci assomigliamo in termini storici, e credo che fin dall'inizio ci ha accompagnato questa tensione. Ecco, una delle prime cose è capire quali sono quindi i bisogni che noi andiamo a soddisfare. Abbiamo servizi, il 70% dei nostri servizi funziona sulle 24 ore, e quindi dobbiamo tenere presente che si lavora 7 giorni su 7, che l'assenza va sempre sostituita, quindi sono servizi essenziali. Abbiamo un territorio, in particolare in Friuli, non ha grandi aggregazioni urbanistiche. In molti casi la montagna, ma non solo la montagna, ci sono spostamenti abbastanza lunghi, soprattutto nei servizi territoriali,
Molti dei servizi territoriali hanno contratti part-time e quindi c'è anche l'esigenza di aumento del monte ore. Una delle esigenze dei nostri lavoratori, in particolar modo delle nostre lavoratrici, è la custodia dei propri figli, e quindi nei momenti di chiusura scolastica una delle esigenze maggiori è quella di accudire i propri bimbi o bambine, e dall'altra parte una parte dei nostri lavoratori rimane senza incarico perché i servizi sono legati magari al tempo scuola. Quindi due necessità che diventano però due opportunità. Quindi una delle prime pensate della cooperativa è dare servizi di conciliazione alle nostre lavoratrici attraverso le nostre lavoratrici. Non so se riuscite a vedere, comunque ecco, questo era per cercare di dare un po' di storia di quelli che sono stati i passi della mutualità, quindi diciamo che abbiamo subito introdotto alcuni elementi nel contratto di lavoro. L'integrazione della maternità al 100% è stato uno dei primi passi che abbiamo fatto, la nomina di un referente per le pari opportunità che quindi raccogliesse i bisogni di conciliazione e anche informasse su tutte quelle che erano le misure che la cooperativa metteva a disposizione. Dal 2011 anche tutta una serie di voucher monetari e altre misure, insomma, che magari dopo velocemente elenchiamo, ed è del 2011, quindi un po' tardi rispetto alla nascita, la prima ricerca strutturata che abbiamo fatto sull'analisi dei bisogni. E quindi focus group, questionari con tutti i lavoratori e tentativo di capire effettivamente quali erano i servizi richiesti. Abbiamo poi cercato di sistematizzare questi bisogni, abbiamo attivato un progetto che si chiama Itaca, un'isola di conciliazione, e sono stati attivati tutta una serie di servizi che poi sono stati erogati ai soci. Nel 2016 abbiamo fatto un'ulteriore ricerca ancora più strutturata, e adesso, se poi voi andate nel sito della cooperativa, trovate questa pagina che si apre, Itaca per te, che è diventato anche un opuscolo che diamo insieme, molto simile in questo al kit di benvenuto al nuovo socio lavoratore, dove ci sono tutti i programmi e i servizi che diamo a tutti i soci lavoratori e alle socie in termini di misure di conciliazione. Diciamo che sono tre gli ambiti, se vogliamo dividerli: servizi di mutualità che eroghiamo ai soci, mutualità economica, e il terzo punto riguarda appunto la responsabilità sociale, quindi quali strumenti di governance e quali comportamenti organizzativi mettiamo in atto. Per quanto riguarda i servizi di mutualità, una scorsa molto veloce: progetto per il buon rientro. Sappiamo che molti dei nostri lavoratori e lavoratrici in particolar modo, già nel momento in cui sanno di essere in gravidanza, smettono di lavorare, non possono più portare avanti perché magari sono sia in contesto di residenza sia in contesto territoriale impossibilitati a proseguire proprio dalla norma, e quindi rischiano di star fuori dal lavoro anche un paio d'anni. Quindi quando rientrano in servizio, tanti sono i mutamenti che magari sia in termini organizzativi interni sia magari il contesto normativo esterno può essere cambiato, e quindi sia in termini di supporto alla lavoratrice psicologico ma anche in termini formativi c'è bisogno di rimettere in gioco al meglio e di dare le condizioni per lavorare. Quindi ecco, abbiamo messo in essere un percorso per chi rientra al lavoro, e poi tutti i posti riservati nei nostri nidi di proprietà, servizi di custodia bambini durante le riunioni, quindi sia le riunioni di equip, sia le riunioni consigli di amministrazione, assemblee, eccetera. Servizio di baby parking, che devo dire che è stato molto, che sono quelli appunto della conciliazione fra le lavoratrici che non lavorano d'estate e quelli che hanno bisogno che gli si tenga i figli. Il microcredito, quindi accordo con l'ente bancario per erogare dei finanziamenti ai soci che diversamente invece non sono bancabili. Questo
effettivamente abbiamo dei soci che per ragioni varie non possono accedere ai finanziamenti e questo è stato anche apprezzato. Vabbè, la sanità integrativa che è diventata elemento contrattuale, la consulenza legale e una serie di convenzioni con fornitori e partner per le agevolazioni. Mutualità economica, alcune sono proprio dentro il nostro regolamento, quindi l'integrazione della maternità, i permessi retribuiti per i neopapà, quindi 5 giorni in più rispetto a quello che prevede la legge, alcuni voucher proprio in termini monetari, ogni anno noi mettavamo 30.000 euro a disposizione per vari servizi, migliori inquadramenti per le figure assistenziali, il riconoscimento del sesto scatto di anzianità quando il contratto ne prevede 5, il prestito sociale con interessi lordi superiori a quanto può dare un istituto bancario, il ristorno, quest'anno siamo riusciti a dare sui 400.000 euro e indennità di disagio per quelle figure professionali che non riescono ad avere, per esempio, mentre nei servizi domiciliari, nei SAD, i chilometri e il tempo di spostamento viene retribuito, non sempre è così per gli educatori o per altre figure. Quindi cerchiamo di dare un'indennità di disagio. Ecco, invece questo per quanto riguarda la responsabilità sociale, anche qua abbiamo un regolamento elettorale molto discusso in cooperativa, anche dalle donne, perché a parte il limite dei mandati, che questo riguarda tutti, ma ci sono le quote di genere, che non è bellissimo quando ci sono, perché significa che da questo punto di vista ci sono dei problemi, però per ora le abbiamo mantenute anche se non abbiamo mai fatto ricorso. Su 16 consiglieri 9 sono donne, attualmente il consiglio di amministrazione da poco rinnovato, la presidenza fatta di una presidente e 2 vicepresidenti, 2/3 sono donne. Abbiamo la nomina della referente interna per le politiche di conciliazione, abbiamo tutta una serie di strumenti appunto di videoconferenza di cui abbiamo beneficiato anche di un contributo regionale per le sedi territoriali. Cerchiamo di essere sempre vicini ai servizi, anche per dire il Friuli è piccolo, ma solo in Friuli noi abbiamo 8 sedi territoriali in modo da non costringere il lavoratore a venire sempre nella sede di Pordenone, anche se devo dire che insomma in un'ora poi raggiungeremo tutte le sedi, però insomma se riusciamo ad avere a fare diversamente, almeno in alcuni momenti, e quindi è utilizzato anche per la formazione, per altri momenti, altri eventi. L'accesso in remoto per tutti i gestionali, i documentali, il telelavoro, in realtà il telelavoro l'abbiamo previsto per una persona soltanto, ma questo non per ragioni di permesso, insomma, ma perché come lavoro di squadra effettivamente preferiamo, insomma, che le persone purtroppo, anche se vengono da lontano, soprattutto la parte degli impiegati, eccetera, lavorino insieme, quindi 2 minuti, sì. La flessibilità, ecco, alcune figure operative inserite in turni agevolati, la rendicontazione, la declinazione al maschile e femminile in tutti i documenti istituzionali. Allora, 2 minuti per dire che cosa abbiamo raccolto da questa esperienza. Innanzitutto l'importanza dell'analisi del bisogno e della soddisfazione dei servizi, soprattutto quando le risorse non sono tantissime, quindi non il libro dei sogni, ma direzionare gli interventi e quindi questionari, focus group e interviste a testimoni privilegiati. Puntare all'auto-organizzazione dei fruitori dei servizi di conciliazione, quindi il tentativo che una comunità territoriale dove ci sono più servizi si autogestisca magari con la facilitazione di una persona, del coordinatore che dà una mano, però ecco, se magari allargando anche alla comunità circostante, quindi il fatto di per esempio attuare un baby parking o un servizio può aprirsi anche a chi non è della cooperativa. L'importanza della compartecipazione alla spesa, dare servizi completamente gratuiti, abbiamo visto che non sempre è un'ottima idea, puntare anche sull'impegno economico, anche limitato, anche una piccola quota da parte dei fruitori perché dà maggiore consapevolezza e responsabilizzazione nella fruizione.
Vabbè, azioni positive in temi di conciliazione, concessione dei turni, questo l'abbiamo già detto. Un'altra cosa, l'importanza della rete tra aziende per l'ideazione e organizzazione di servizi e politiche di conciliazione. Questo è un tentativo che abbiamo fatto da più parti e che funziona, cioè prendere in considerazione quelli che sono enti, organizzazioni, imprese commerciali, anche dei quartieri dove lavoriamo, e scambiarci buone pratiche, mettere a disposizione servizi, quindi con la possibilità di diversificare l'offerta e produrre anche delle economie di scala. L'importanza del tempo, non sempre appunto i servizi vengono compresi o fruiti completamente, ci vuole del tempo, perché ad esempio i voucher, alcuni un anno non hanno nessun successo, l'anno dopo sono molto richiesti e soprattutto devono essere conosciute le cose quindi l'importanza della comunicazione è sicuramente una delle dimensioni che stiamo curando e dove forse siamo un po' carenti. Ecco, questi strumenti qui non sono nella contrattazione neanche di secondo livello e questo è un po' un limite perché produce dei costi che non sono riconosciuti e sono dati per scontati anche dal lavoratore e lega gli strumenti solo alla sostenibilità economica degli stessi quando dovrebbero diventare strutturali. Esistono delle regioni, c'è per esempio il contratto di secondo livello delle cooperative sociali della Puglia che ha introiettato alcune misure di questo tipo, per esempio prevede la referente delle pari opportunità e questo insomma è sicuramente un vantaggio. Ecco, tutti gli strumenti quindi vanno accompagnati da una costante e capillare informazione tecnica di merito e valoriale e occorre sempre correlare l'intervento da almeno due fattori, il rapporto costo-beneficio e il valore cooperativo esso correlato. Insieme determinano il vantaggio mutualistico reciproco dove si capisce che è un affare per la cooperativa e anche per il socio lavoratore, per il cooperatore. Grazie.